Occhi neri, capelli scuri. Eccola Martina, il piccolo Angelo lasciato davanti alla porta di una chiesa proprio come un tempo, quando non c'era altra alternativa per chi voleva abbandonare un figlio che per 1000 motivi non poteva tenere. Don Paolo, parroco di Santa Maria di Sala nel Veneziano, ha sentito i vagiti e si è accorto che in un sacchetto di plastica c'era lei. Chi l'ha depositata lì ha fatto di tutto perché fosse trovata e salvata. Ora Martina è nel reparto di pediatria dell'ospedale di Milano, coccolata da medici ed infermiere. Un altro angioletto è arrivato in questo reparto con una storia un po' travagliata. Come sta questa bimba? La bimba sta bene, in buone condizioni, da subito ha presentato una buona saturazione, è arrivata un po' fredda ma l'abbiamo scaldata dentro la termoculla e quindi adesso non ha nessun problema, nessuna patologia riscontrata. L'ha trovata il parroco, in quali condizioni era? Era in una cesta con dei... cioè com'era e dove è stata lasciata? È davanti alla porta proprio della parrocchia e il parroco ha sentito, la bambina piangeva, era avvolta in una coperta e dentro una busta anche di plastica. Ma quindi... Anche un po' protetta anche dal freddo, ecco, sicuramente. Quindi chi l'ha lasciata voleva che in qualche modo fosse trovata? Beh certo, sì. Ecco, si è rivolta quindi a un istituto religioso in questo caso e non all'ospedale, forse è il luogo più sicuro, ecco. La bimba è nata a termine, quando è nata secondo voi? Allora, apparentemente ha dei segni somatici che fanno pensare che sia a termine, quindi non sembra prematura, pesa 3 kg, quindi un peso di un bambino a termine di gravidanza, aveva il cordone ancora attaccato ovviamente e quindi... Un parto in casa quindi? Sicuramente, sì. Il parroco ha visto qualcuno allontanarsi o solo sentito la bambina con dei vagiti? Ma che sappia io, ho solo sentito la bambina, c'era un passante che anche lui insieme al parroco ha raccolto la bambina, ma non c'era nessun segno di qualcuno che scappasse o non ha visto nessuno. Ecco. Qual è il destino adesso di questa piccola, anche qualora magari la mamma ci sentisse? Allora, la piccola per 10 giorni ovviamente rimane qui intanto la piccola da noi. E per 10 giorni può essere ancora riconosciuta dalla madre, quindi se volesse in qualche modo farsi viva. Poi diventa adottabile, ci sarà un procedimento di adottabilità e quindi nel giro di un mese, se nessuno si fa vivo, verrà poi eventualmente adottata da una famiglia che invece vuole prendersela in carico. L'avete già chiamata in qualche modo? Sì, l'ho chiamata Martina, la ostetrica che l'ha accolta ha dato questo nome, c'è una lista, diciamo, un'ostetrice di nomi che vengono mano a mano scelti, ecco, così, anche casualmente. È il primo caso che vi capita di questo genere? Sì, qui a Milano sì, è la prima volta che di un abbandono di una bambina davanti alla porta di una parrocchia. Vogliamo ricordare che c'è un modo anche più sicuro, cioè che si può partorire in ospedale nel massimo anonimato, rinunciare al proprio bambino, ma almeno garantirgli una sopravvivenza sicura. Altre volte è successo invece che la mamma viene qua in ospedale in maniera appunto anonima e gratuita, poi completamente gratuita e in sicurezza massima per la mamma e per il neonato, può venire qua a partorire e poi andarsene senza nessun problema. Ecco. Non riconosce il figlio, la figlia, e anche in questo caso qua il bambino verrà poi adottato da una famiglia che invece vuole avere figli. Ecco. Per scegliere questa soluzione, che è una soluzione più sicura, ci sono dei numeri verdi o basta appunto presentarsi in ospedale? Ricordiamo l'anonimato poi soprattutto. Sì, basta presentarsi in ospedale, dire subito qual è l'intenzione e viene assicurata appunto la sicurezza, l'anonimato, gratuità completa dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi non c'è nessun problema. Ecco. Quindi in questi casi qua forse anche per non conoscenza si mette a rischio la vita della mamma e anche del bambino ovviamente, soprattutto perché il bambino che viene lasciato per strada comunque si raffredda, potrebbe incorrere anche in problemi. Qualcuno potrebbe anche, insomma... Anche prenderlo, sì, potrebbe. Comunque sappiamo anche di bambini che lasciati per strada che poi sono morti, quindi non sappiamo che fine facciano. E anche un altro appello alla mamma, se ha partorito in casa magari in condizioni non proprio ottimali, insomma anche la sua salute potrebbe essere a rischio. A vedere da qualche medico in qualche maniera se ha qualche problema, perché appunto sì, sappiamo che comunque la gestione in casa è sempre più a rischio di complicanze e di altri problemi. Ieri sera hai accolto Martina? Ieri sera sì, è stata una grande gioia per tutti.
averla qui. L'abbiamo coccolata, l'abbiamo lavata, ci siamo presi cura di lei. È una gioia immensa, anche un po' di dispiacere per il possibile destino della bambina, e comunque l'abbiamo accolta tutti molto felici e con grande amore e gioia. È un'emozione più forte, abbracciare una bambina che non si sa da dove arrivi, che non si sa chi è la mamma. Ci sentiamo tutte un po' più mamme e la trattiamo con un po' più di gioia, appunto, rispetto, anche perché gli altri appunto hanno le loro mamme, quindi lei è sola e quindi ci dispiaceva un sacco, cara.